Giornata piovosa, ma è l'occasione ideale comunque per visitare il borgo sospeso, Civita di Bagnoregio. La Tuscia Viterbese è tra le zone del Lazio più ricche di attrattive culturali e ambientali, nonostante sia rimasta a lungo ai margini dei percorsi turistici, dall'epoca d'oro del Medioevo a Viterbo, città dei papi, passando per i tanti borghi silenziosi costruiti con la tipica pietra grigia, il peperino, o con il tufo, come è il caso di Civita, una frazione del comune di Bagnoregio. Fa parte dei borghi più belli d'Italia ed è famosa per essere stata definita la città che muore dallo scrittore Bonaventura Tecchi, che vi trascorse la giovinezza. L'antico borgo, che sorge nel cuore della Tuscia laziale nella Valle dei Calanchi, si erge su una piccola collina in posizione isolata rispetto al resto degli altri paesi, e questo perché la collina argillosa sulla quale nasce subisce da secoli una fortissima erosione dovuta ai fenomeni atmosferici e si sgretola in maniera lenta e inesorabile. Il paese è oggi quasi totalmente disabitato e vi si può accedere solamente per mezzo di un'unica strada, un ponte di cemento. Il borgo sembra essere sospeso tra mito e storia, un luogo magico, mistico, case antiche che sorgono attorno alla piazza principale, altre affacciate verso la Valle dei Calanchi, strette viuzze, scorci meravigliosi, piazzette nascoste. La città nacque 2500 anni fa circa per mano etrusca e da allora ha vissuto intensi momenti di sviluppo e di ricchezza, ma anche periodi di minor fortuna, rappresentando però sempre uno dei principali centri della Tuscia. Civita è poi sempre luogo gettonatissimo dagli innamorati che arrivano nel borgo per scambiarsi promesse d'amore eterne. Il paese sta vivendo una grande fase di crescita legata essenzialmente allo sviluppo turistico, che sta facendo da traino a tutto l'indotto dell'accoglienza. Attraversare il paese, dall'aspetto rinascimentale, dal Corso Mazzini al Belvedere, scendendo nei piccoli vicoli alla ricerca di panorami a 360 gradi. Diversi crolli registrati nel corso dei secoli hanno fatto sprofondare nella valle chiese e strutture perse ormai per sempre, ma forse proprio questo senso di precarietà e di fragilità rende ancora più suggestivo il luogo. Il centro del borgo è Piazza San Donato, anticamente ne fu il foro e oggi viene chiamata la Piazzetta. A dominare il lato frontale la facciata del Duomo di San Donato, cattedrale fino al 1699. Qualche negozio di souvenir, qualche ristorantino, prodotti e sapori tipici, ma di questo parleremo poi, perché adesso il nostro viaggio continua. Se Civita di Bagnoregio è la città sospesa, qui nella Tuscia c'è anche la città fantasma. Si tratta dello splendido borgo abbandonato in cui ci troviamo in questo momento, Celleno. Attraversato il portale d'accesso, ecco gli edifici più significativi: il castello Orsini, la chiesa di San Carlo e quella di San Donato. Passeggiando per i vicoli si incontrano case in tufo rosso senza intonaco, abitazioni completamente diroccate, altre messe in sicurezza e recuperate. All'interno di alcune la Proloco ha ricostruito scene di vita quotidiana degli abitanti del borgo. Celleno ha subito le stesse vicende di Civita di Bagnoregio. Le origini di questo borgo risalgono all'epoca etrusca, si parla del IV-III secolo a.C., ma è durante il Medioevo, X e XI secolo, che sorse un vero e proprio nucleo abitativo fortificato su questa rupe tufacea. Celleno passò nelle mani di diverse famiglie nobili, fino a diventare nel XVI secolo un possedimento ecclesiastico. L'abitato antico è stato danneggiato più e più volte da terremoti e frane che ne hanno causato un progressivo abbandono a partire dagli anni 30 del Novecento. Per questa ragione nacque Celleno Nuovo.
Nei vari pertugi che incontriamo nel cammino ritroviamo gli strumenti di lavoro del tempo, ma anche nella cantinetta come si conservava il vino, oppure cosa mangiavano i contadini di ritorno dai campi, nella cucina ricostruita con tutti oggetti originali. Si sta preparando per domani sera? Sì. Piano piano. Tocca rimettere a posto perché l'inverno ha fatto un po' di danni. Quindi Il FAI nel 2018 ha inserito Celleno Vecchio nella lista dei beni tutelati grazie al forte desiderio dei volontari di raccontare le bellezze della propria terra. E se d'estate Celleno è città delle ciliegie, d'inverno riscopre la magia del presepe vivente. Il borgo di Celleno, arroccato su uno sperone tufaceo, si sta preparando al suo presepe vivente. Sono oltre 100 i figuranti che animano il borgo fantasma. Un passaggio veloce dalla luce del giorno alle prime luci della sera. Celleno, borgo fantasma, presepe vivente, figuranti, mestieri e naturalmente tanto cibo. I figuranti rievocano la vita e i mestieri di un tempo, dal falegname al fabbro, dal panettiere al pescivendolo, dallo scalpellino all'arrotino, dal conciatore al pastore, dalla filatrice al frantoiano. Ci sono le lavandaie, le impastatrici, le tessitrici di tappeti, il pastore, oltre 100 figuranti che rievocano la Betlemme di un tempo, che restituisce intatto il senso della natività, anche se all'entrata tra cavalli e centurioni troneggia il crudele Erode. Ma da quanto tempo si fa a Celleno questo presepe vivente? Questo presepe è tanti anni, poi c'è stato il Covid che ha interrotto il tutto, ma questa cosa, come vede, è molto sentita dai paesani e come vede è riuscita e riesce sempre al top. Grazie. E facciamo la differenza nella Tuscia. Grazie. A voi signori! Lungo tutto il percorso sono presenti numerose soste dove poter degustare prodotti e piatti tipici realizzati appunto da questi figuranti, focacce sfornate nel vecchio forno a legna, pasta e fagioli, polenta, tisane e caldarroste, formaggi e ricotta appena fatti e vin brûlé. Questa è la 13ª edizione della rievocazione storica. Diversi il braccio, l'ho aiutato a partire. Questa è qualcosa in Sì, Facevo noi. Lei è un pastore? Ciao. Un allevatore? Ciao, sì. Ciao, eccole. Com'è? Maschio o femmina questo? Questa me l'hanno portata oggi, me l'hanno portata. Maschio. Eccolo. Una rappresentazione intensa e partecipata in cui ogni scena diventa frammento di vita, non una semplice rievocazione, un'esperienza capace di emozionare grandi e piccoli, richiamando migliaia di visitatori ogni anno.
presepe vivente di Celleno, dice il sindaco del borgo fantasma, rappresenta l'anima più profonda della nostra comunità. Difendere e promuovere tradizioni come questa significa custodire la nostra cultura e rafforzare il senso di appartenenza che unisce il nostro popolo. Ad arricchire ulteriormente l'atmosfera è possibile anche ammirare il suggestivo albero di Natale di luci installato nella valle sottostante il borgo. Una installazione alta 300 metri, composta da oltre 2,5 chilometri di luci e che è visibile da diverse angolazioni del borgo. Si è fatta notte nel borgo di Celleno, ma il presepe vivente continua ad animare le strade di questo borgo fantasma. Noi siamo arrivati alla fine di questa nostra trasmissione, che naturalmente tornerà puntuale come sempre tra una settimana. In collaborazione con